Tutti assolti gli imputati per la tragedia del Molinetto della Croda che portò alla morte di 4 persone nel 2014, le lacrime del presidente della Proloco che dice alla fine di un incubo, il governatore Zaia finalmente fatta chiarezza. La soddisfazione del mondo delle Proloco dopo la sentenza, questa è vera giustizia. A Refrontolo, 4 anni dopo il dramma, la voce della comunità fu una tragica fatalità. Fiamme dolose nella notte al club Radica di Fonderia a Treviso, gli autori della raid ripresi dalle telecamere di sicurezza, indaga la polizia, il racconto del gestore ai nostri microfoni. Individuato e agli arresti domiciliari il complice del piromane che l'estate scorsa terrorizzò i residenti di via Pinelli a Treviso dando fuoco alle auto in sosta, è un suo insegnante. Scritte e disegno osceni contro una professoressa sui muri della scuola Martini di Santa Maria del Rovere, la parola del preside, chiederemo al comune di installare telecamere in tutte le scuole. Crisi Stefanel, non c'è chiarezza dall'azienda, temiamo la chiusura della sede storica di Ponte di Piave, l'allarme della CGIL dopo il vertice in regione con l'assessore Donazzanna. Completate in ogni suo dettaglio nel primo tratto, ma chiusa al traffico per colpa della burocrazia di un software, è la Pedemontana il nostro viaggio lungo la superstrada che c'è, ma non apre. Smog oggi, primo giorno di blocchi auto per l'allerta arancione nel capoluogo della Marca, le domande dei cittadini e le reazioni tra favorevoli e contrari. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e in primo piano dunque il processo per la tragedia del Molinetto della Croda di Refrontolo il 2 agosto del 2014. 4 imputati che avevano scelto, come ricorderete, il rito abbreviato, sono stati tutti assolti. Su di loro pesavano le accuse di omicidio e disastro colposo per la morte di 4 dei partecipanti alla tragica festa degli Omi. Se l'aspettava? La fine di un incubo? Sì, diciamo di sì, grazie. Walter Scapol, a processo come presidente della Proloco di Refrontolo, lascia il tribunale di Treviso con le lacrime agli occhi e il cuore sollevato da un peso immane, l'accusa di omicidio. Tutti assolti dal GUP Angelo Mascolo perché il fatto non sussiste, i 4 imputati per la tragedia del Molinetto della Croda. Oltre a Scapol, l'allora responsabile dell'ufficio tecnico di Refrontolo, Annalisa Romitelli, e i 2 consulenti al PAT, Leopoldo Saccone e Celeste Granziera. I 4 avevano scelto il rito abbreviato. Scapol, alla lettura della sentenza, accenna un sorriso in aula, stringe la mano al suo difensore, l'avvocato Pietro Barolo, poi se ne va commosso. Le motivazioni saranno depositate entro 60 giorni, ma a passare sarebbe stata la tesi dell'evento imprevedibile, sostenuta dal perito incaricato dal tribunale. La sentenza è ineccepibile. La soluzione, direi, di fronte al materiale probatorio era scontata. L'evento atmosferico è stato di una straordinaria eccezionalità. Il perito lo dà eccezionale sotto ogni profilo con un tempo di ritorno non inferiore a 200 anni. Sotto questo profilo è chiaro che parlare di colpa, vuoi come imprudenza, vuoi come negligenza, è fuori luogo. Quel che è emerso dal processo e in particolare dalla perizia della consulenza d'ufficio è che l'evento era assolutamente imprevedibile e inevitabile e che nulla, anche il più perfetto piano, non tanto urbanistico ma di protezione civile che è d'altra cosa ed era fuori dal capo di imputazione, neanche il più perfetto di piani di protezione civile sarebbe stato in grado di assicurare un esito diverso da quello che si è purtroppo manifestato. Per gli imputati è la fine di un incubo? Direi di sì, resta il dolore naturalmente per chi è mancato. Sicuramente è la fine di un incubo per tutti gli imputati, per l'architetto Romitelli in particolare, che ha vissuto questa vicenda sul piano umano con particolare sofferenza e che oggi vede per il momento finire questo incubo, con una sentenza che secondo me è sintomatica di una giustizia che funziona. Soddisfazione anche dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, da sempre al fianco delle Proloco nella battaglia per una normativa meno penalizzante. Come un anno e mezzo fa, lo ricorderete, a Venezia, la manifestazione delle Proloco di tutta la regione a cui partecipò anche il presidente della Proloco di Refrontolo, Scapol.
Spero solo che finisca il più presto e si risolva il migliore dei modi, ecco, solo quello. È stata una tragedia difficile da dimenticare, che ti segna per tutta la vita. Ci aveva detto così nell'agosto del 2017 alla manifestazione delle Pro Loco a Venezia Walter Scapol, mentre già pendeva su di lui la richiesta di rinvio a giudizio per la tragedia del Molinetto. Le Pro Loco si erano mobilitate, troppa burocrazia, troppi costi, troppi rischi per chi, pur facendo volontariato, si espone in prima persona. 10.000 firme consegnate nelle mani del governatore Zaia, da sempre solidale con le associazioni sparse nel territorio, come dimostrò anche in quell'occasione. Io sono venuto per questo in piazza, per ringraziarvi, per dire che questo principio non passerà per quel che ci riguarda. Noi vi diamo assistenza legale su questa partita, perché non esiste che perdiamo. Zaia che accoglie con soddisfazione la notizia della soluzione di Scapol e degli altri 3 imputati. Direi finalmente la fine di un incubo e la fine di quello che è stato un grosso tormento per queste 4 persone. E soprattutto non si fa passare il principio per cui c'è in ogni caso sempre la responsabilità della Pro Loco o del volontariato che si dà tanto da fare per la comunità, e come in questo caso si è ritrovato, e penso al Presidente Scapoli, in mezzo a un casino immane. E dall'altro va comunque è sempre la mia vicinanza alle famiglie. Ricordiamo che 4 persone hanno perso la vita, però è bene che oggi il magistrato e il Tribunale abbia fatto chiarezza sulle modalità, e esonerando ovviamente i 4 da qualsiasi responsabilità. L'avviso è anche per la gente, il pubblico. Non può passare il concetto, dice Zaia, che se si va a feste e sagre la responsabilità ricade completamente sugli organizzatori. Anche in quest'ottica la sentenza del Tribunale di Treviso acquisisce valore. È un grande segnale, lo è per queste 4 famiglie, lo è per Scapol, il Presidente della Pro Loco, ma lo è in particolar modo per tutta la comunità e del volontariato, una comunità che è stata messa sotto accusa e che comunque ha dovuto, volente o nolente, anche tirare il freno a mano rispetto alla voglia di fare e di organizzare. Ricordo ai cittadini che le Pro Loco lavorano gratuitamente a beneficio delle comunità. Una notte impossibile da dimenticare per tutti, e soprattutto per chi abita e vive a Refrontolo, per chi ha gestito per anni la Pro Loco, quelle immagini che abbiamo viste ripetute più volte nel corso di questi 2 servizi. Allora ripercorriamo quella notte, ma sentiamo anche la reazione della comunità di Refrontolo alla sentenza di oggi. Le immagini simbolo di quella tragedia, i partecipanti alla festa degli uomini in piedi sulle panche, sui tavoli per evitare di bagnarsi, mentre l'acqua cresce, ignari che tra pochi minuti un'ondata di forza mai vista da queste parti spazzerà via ogni cosa, uomini, automobili, il capannone stesso. Era un sabato sera, il 2 agosto del 2014. Le prime frammentarie informazioni del disastro parlavano di 100 potenziali dispersi, tanti erano gli ospiti che sedevano a quelle tavolate. In molti se n'erano però andati via via, che l'acqua rendeva impossibile cenare, altri erano rimasti e per 4 di loro fu la fine. Luciano Stella, 54 anni, meccanico di Pieve di Soligo; Maurizio Lot, 52 anni, operaio di Farra; Giannino Breda, 67enne, ex falegname di Falzè; Fabrizio Bortolin, 48 anni, di Santa Lucia. Informazioni frammentarie dal luogo del disastro, perché i telefonini al Molinetto non prendono. In 8 rimasero feriti, 3 furono ricoverati. Il giorno dei funerali, lutto cittadino, lo scenario di devastazione fu ripristinato solo dopo lunghi mesi. Le indagini della procura fecero il loro corso, in 4 a processo. Infine l'epilogo con l'assoluzione del presidente della Pro Loco Scapol, accolta con favore dalla gente di Refrontolo. Era quello che tutti quanti si spera che dovesse avvenire, perché così è giusto. Io capisco la tragedia e tutto, però le persone non potevano essere responsabili di questo fatto. Hanno anche ragione, perché là non è colpa sua Secondo me va bene così, anche perché non ci poteva essere un responsabile, esatto. Le circostanze erano del tutto imprevedibili, inimmaginabili, e quindi così è andata, e purtroppo speriamo che non succeda mai più. Finalmente proprio anche al Presidente della Pro Loco, al Sindaco, a tutti, finalmente penso potranno in parte voltare pagina, perché carissimo amico anche Maurizio, che abbiamo perso lì, rimarrà sempre segnato dentro di noi, insomma, questo che è successo. La cronaca ci porta a chiudere la pagina sul Molinetto della Croda, ma a aprirle un'altra su un attentato incendiario, fiamme dolose
al club Radica in Fonderia a Treviso. 2 uomini sono entrati forzando la porta e hanno incendiato il bancone. Ignoti le motivazioni, sull'inquietante gesto indaga la polizia e i 2 autori sono stati anche immortalati in alcuni video delle telecamere. Hanno agito in modo fulmineo, incuranti di essere ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. I 2 attentatori che nella notte hanno dato fuoco al bancone della discoteca Radica in zona Fonderia a Treviso. Dalle immagini si vedono chiaramente 2 uomini incappucciati che con arnesi da scasso si avvicinano alla porta sul retro del locale. Uno cammina a carponi schiacciato a terra per evitare il raggio dell'allarme perimetrale che comunque scatta quando i 2 forzano la porta. Una volta dentro la discoteca hanno versato una tanica di benzina ed appiccato il fuoco al mobile bar. Allertati dai titolari che sul cellulare hanno visto in diretta quanto stava accadendo nel locale, i vigili del fuoco sono arrivati in via Fonderia. L'intervento tempestivo ha limitato i danni. Fortunatamente non ha avuto danni ingenti perché le forze dell'ordine sono intervenute tempestivamente nel giro di pochi minuti, sia la polizia sia i vigili del fuoco, e quindi sono riusciti a fermare l'incendio, insomma, sul nascere. Il locale è stato posto sotto sequestro dalla polizia che ora indaga sull'inquietante gesto intimidatorio. I titolari stamane hanno presentato la denuncia in questura. Stanno facendo gli accertamenti del caso e spero che insomma la giustizia abbia il suo corso per evitare che capiti a qualcun altro, insomma, quello che è capitato a noi. Resta ancora oscuro al momento il movente di un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi se i pompieri non fossero riusciti a domare in breve tempo il rogo. Non lo sappiamo perché siamo ancora un po' sconvolti e comunque sì, non abbiamo ancora avuto modo di pensare perché è stato tutto molto frenetico. Certo che insomma sono fatti di cui dispiace, insomma, e che nel 2019 non dovrebbero accadere. Altre fiamme che ricorderete terrorizzarono la scorsa estate i tanti residenti della zona di via Pinelli a Treviso, le auto in sosta che quasi ogni notte venivano date alle fiamme. Il piromane di via Pinelli fu individuato e bloccato qualche mese dopo con le indagini della polizia, ma c'era il sospetto forte di un complice che è stato adesso individuato a sua volta e posto agli arresti domiciliari. La sorpresa è che è un suo insegnante. Sono andati a prenderlo stamattina nella scuola privata dove insegna grafica a Treviso. Luca Odierna Contino, 23 anni, residente a Silea, è ora agli arresti domiciliari con l'accusa di essere il complice del piromane che la scorsa estate terrorizzò interi quartieri appiccando il fuoco a decine di auto. Fin dall'inizio i poliziotti della squadra mobile avevano il sospetto che Daniele Martorana, il 23enne arrestato lo scorso luglio dopo l'ennesimo raid incendiario in via Pinelli, non agisse da solo, e gli accertamenti di questi mesi hanno supportato i sospetti, portando la magistratura all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare eseguita oggi. Fiat 500, Stilo, Opel Corsa, BMW, C3, moltissime le auto date alle fiamme dai 2 perché ritenute buffe o perché il proprietario non era loro simpatico. Sempre la stessa la tecnica utilizzata dai 2 piromani. Si tratta di 2 giovani che erano legati da un rapporto di amicizia, entrambi per i motivi più disparati ma spesso privi di una fondata motivazione, appiccavano facendo uso di carta igienica, alcol e talvolta anche di spray deodoranti contenenti sostanza alcolica, appiccavano incendi alle macchine parcheggiate che poi si propagavano alle altre vetture posteggiate nella stessa via, generando poi fiamme e conseguenti danni. Da un insegnante, dunque, incredibilmente posto agli arresti domiciliari come complice di un suo studente piromane, a una insegnante invece vittima di scritte oscene sui muri della scuola dove lavora, un episodio che appunto ha portato a una denuncia da parte della scuola stessa. Siamo a Santa Maria del Rovere, dove peraltro proprio nei giorni ieri abbiamo raccontato di altri atti vandalici, e allora le parole del preside per questo gesto incredibile.
Frasi ingiuriose e scritte offensive contro un insegnante sul muro della scuola media Martini di Santa Maria del Rovere sono state scoperte con la fine delle festività natalizie. Vandali che nella notte hanno imbrattato indisturbati le tapparelle delle classi con disegni osceni e la sigla SMDR, acronimo del quartiere. L'episodio è stato denunciato alla polizia locale, intervenuta per i rilievi del caso. Un'azione probabilmente legata al rogo nel parco di Via Albona e agli imbrattamenti e danneggiamenti nello spazio verde di Piazza Martiri di Belfiore ad opera di alcuni teppisti, colti sul fatto dalla polizia locale che ha già convocato i genitori dei minorenni. Le scritte nere, eseguite con una bomboletta spray sul muro della scuola, hanno fatto indignare i professori che hanno espresso solidarietà alla collega offesa, infuriati anche i genitori che chiedono una punizione esemplare. Gravi conseguenze dovrebbero avere, altrimenti non c'è mai limite a niente, nessuno mai paga per quello che fa e quindi tutto è lecito. In questi giorni si cercheranno di individuare i responsabili. Sono episodi gravi che non intendiamo tollerare, ha detto il preside della scuola. Nel caso le forze dell'ordine, cui è stata fatta segnalazione, trovino i responsabili, prima dovranno pagare tutti i danni per la ripulizia di tutto il muro e la sistemazione del muro. Secondo, se sono nostri alunni, avranno le loro sanzioni disciplinari come è previsto dal regolamento e come è previsto dal quieto vivere di una società civile. Uno sbaglia, paga. Inoltre, conclude il dirigente scolastico, se dovessero accadere altri fatti analoghi, chiediamo in futuro le telecamere di videosorveglianza nelle scuole per evitare ulteriori episodi di disordine e degrado. Adesso il tema del lavoro, le informazioni non sono state chiare, temiamo che vi sia l'intenzione di chiudere la sede storica di Stefanel a Ponte di Piave. L'ho detto oggi la segretaria generale della FICTEM CGIL di Treviso, Cristina Furlan, al termine di un vertice convocato a Venezia dall'assessore regionale al lavoro Elena Donazzana assieme alla direzione del gruppo del Casual trevigiano e rappresentanti di Assindustria Veneto Centro. Dall'incontro erano attese indicazioni sulle intenzioni per l'immediato futuro dell'azienda, ora controllata dai fondi Oxy Attestor Italia, da anni al centro di una difficile situazione finanziaria. Attesa in questi giorni, peraltro, una risposta del Tribunale di Treviso alla seconda richiesta di concordato in bianco in 3 anni avanzata dalla società, la quale in ogni caso non ha nascosto oggi l'intenzione di procedere a una consistente riorganizzazione con riflessi occupazionali. I rappresentanti di Stefanel hanno parlato di ammortizzatori sociali, riferisce ancora Furlan, senza però precisare se le misure siano del tipo straordinario, tipico per le crisi aziendali, oppure della cassa integrazione per cessazione di attività. Abbiamo forti timori, conclude, che il progetto sia quello di trasferire la sede a Milano e ridurre la operatività di Stefanel a una pura insegna di natura commerciale. Adesso parliamo di Pedemontana Veneta con il completamento, una Pedemontana completata in ogni dettaglio nel suo primo tratto che attende di essere aperto ma che resta chiuso al traffico per colpa della burocrazia e di un software. Allora il nostro viaggio in questa superstrada che c'è ma ancora non apre. È ora che aprano? Ora penso proprio di sì. Sono più di 2 anni che sono in ballo, no? queste strade eccetera, soprattutto per chi lavora. A poche centinaia di metri da qui l'uscita di Breganze, da cui si può entrare in autostrada e connettersi alla rete autostradale nazionale. L'autostrada di fatto è completata in ogni dettaglio, segnaletica orizzontale e verticale, gallerie, ogni cosa è al posto giusto, come raccontano queste immagini, al pari dei migliori tratti autostradali d'Italia, eppure al momento non è aperta al pubblico. Disagi per tutti gli automobilisti sicuramente, e dopo sicuramente altri ritardi di pagamenti. È caos. Sarebbe il momento di aprirlo. Ecco. Il territorio è... Ormai che il territorio è stato deturbato. In un brevissimo tratto la Pedemontana Veneta è già completata, 10 km in tutto che però da oltre un mese sono chiusi perché c'è un problema di software che non permette la connessione dei dati di quel tratto di autostrada con il resto della rete autostradale italiana. Se la grande maggioranza degli automobilisti sogna l'apertura in tempi celeri, c'è anche chi guarda con timore ai nuovi flussi di traffico.
Potrebbe essere che comunque il traffico sarà deviato tutto nella pedemontana e di conseguenza tutte le attività commerciali che potrebbero essere bar, ristoranti e stesso io, il distributore carburante, andiamo a perdere vendite. In questo tratto tra Breganze e Marostica, in cui l'autostrada non è ancora finita, è un continuo brulicare di cantieri con gli inevitabili slalom della viabilità ordinaria. Un incubo per certi versi, il motivo per sperare che tutto questo finisca in fretta e che l'autostrada venga aperta per altri. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in diretta in studio del telegiornale di Treviso, ripartiamo dalla cronaca, dalle immagini incredibili di questo incidente avvenuto alle 6 di questa mattina a Paese, quando un automobilista è uscito di strada con la sua 500, ha perso il controllo della vettura e prima ha sradicato letteralmente un palo della luce, un lampione, e poi si è ribaltato, come vedete nelle immagini dei vigili del fuoco. La cosa incredibile è che è uscito illeso con le sue gambe dall'abitacolo quando appunto sono arrivati i soccorsi del SUEM e dei vigili del fuoco. Ingenti invece i danni alla sede stradale, come potete vedere in queste immagini. Ancora la cronaca a Montebelluna con 3 truffatori denunciati. Carpire la buona volontà dei ragazzini. Erano specialisti proprio in questo, fingersi operatori di una comunità di tossicodipendenti per farsi consegnare del denaro come un'offerta per il loro impegno di volontari. 3 i truffatori, 2 residenti a Torino, 1 a Mantova, 2 le vittime, minorenni di Arcade avvicinati poco prima delle vacanze natalizie nella zona della stazione delle Corriere di Montebelluna. 40 gli euro sottratti ai giovanissimi prima di sparire e prima che le vittime si rendessero conto del raggiro. Ma la denuncia ai carabinieri di Montebelluna, dopo aver raccontato tutto ai genitori, è servita. I militari, dopo qualche giorno di indagine e grazie anche alle telecamere di sorveglianza della zona della stazione, hanno infatti identificato e denunciato i 3 truffatori, tutti con precedenti per delitti contro la persona e la pubblica amministrazione. Torniamo in città, torniamo a Treviso. Allora, oggi il primo giorno di blocco a Treviso per l'allarme smog. Vediamo come è andata. Centralini della polizia locale presi d'assalto da centinaia di chiamate di cittadini che chiedono informazioni su chi può circolare e chi no, quali sono le deroghe, per quanti giorni si andrà avanti. Prima giornata di livello arancio per l'ordinanza antismog a Treviso, con blocco delle auto diesel fino all'Euro 4 dalle 8.30 alle 18.30. Tra mugugni, plausi e perplessità dei cittadini sulla reale efficacia del provvedimento. Restringere la circolazione alle auto è un problema. Parlo ad esempio per me che ho un'auto vecchia perché ho potuto acquistare quella e quindi non poter circolare diventa un problema e non è che posso cambiare la macchina così da un momento all'altro. Quindi bisognerebbe operare a fondo nel vedere cosa effettivamente causa più inquinamento. Può aiutare, ma bisogna guardare le cose più ad ampio spettro. Io penso che è una cosa buona, buonissima. Non si può mica fermare il mondo. E chi riscalda ancora a gasolio? Penso che sia giusto. Bisogna anche respirare oltre che andare via in macchina. I furgoni fino all'Euro 3 e le auto a benzina Euro 0 e 1 non potevano circolare già dal 1° ottobre, quindi i cittadini hanno ormai preso familiarità con le limitazioni. Ora l'inasprimento del provvedimento, esteso anche ai diesel Euro 4, a causa dei valori elevatissimi di polveri sottili, sta suscitando polemiche in città, anche perché in molti ne erano all'oscuro. I pannelli luminosi non sono in funzione da tempo ed i cartelli all'ingresso della città sono effettivamente di difficile interpretazione, specie per chi viene da fuori e non ha preventivamente consultato il sito del comune. Non lo sapevo, penso però che sia giusto farlo perché c'è un'aria molto inquinata. Non lo sapevo di questa cosa qui, penso che sia una bella cosa. Se questa è la legge dobbiamo un po' adeguarci anche noi lavoratori. Io non lo sapevo, sono uscito in macchina, a parte che dovevo andare fuori, ma comunque io normalmente vado a piedi, però queste cose sport secondo me servono poco, insomma. E poi bisogna informare la gente. E adesso il primo bilancio visto dall'assessore all'ambiente del Comune di Treviso, Alessandro Manera. Sentiamo le sue parole di oggi.
Chiaramente non è semplice per i cittadini che devono fermare anche l'Euro 4, questa cosa era prevista nell'ordinanza iniziale che è entrata a ottobre. Purtroppo la situazione climatica non ci favorisce e quindi siamo stati costretti ad agire in questo senso. Per le categorie economiche abbiamo fatto, rispetto all'ordinanza iniziale ci è stata proposta dalla Regione, abbiamo fatto un grande sforzo in quanto le merci possono essere consegnate con la DDT di trasporto e quindi i mezzi commerciali non sono fermati. Per i mezzi civili della popolazione ci sono tutta una serie di deroghe che sono in vigore. Una delle critiche che sono state mosse proprio stamattina da molti cittadini è la scarsa informazione, tantissimi non lo sapevano e questa mattina i pannelli informativi luminosi erano quasi tutti spenti. Allora, sono due cose. Allora, noi dal punto di vista di informazione abbiamo attivato per primi un sistema di SMS. Chiaramente dobbiamo pensare che siamo arrivati a metà anno e quindi non siamo riusciti ad implementare tutte quelle che sono le strutture interne che saranno attive il prossimo anno. I pannelli informativi, appena finita la gara d'appalto, sono stati investiti 260.000 euro, erano fermi da circa 2-3 anni e il prossimo anno avremo tutti i pannelli attivi. E proprio Alessandro Manera, l'assessore all'ambiente del Comune di Treviso, è l'ospite di questa serie di 20 e 10 per parlare di smog a Treviso, ma anche dell'emergenza smog un po' che sta caratterizzando tutto il Veneto. E adesso vi lascio alle previsioni del tempo che sono importanti anche per quanto riguarda lo smog e con questo ci salutiamo. Grazie per averci seguito, arrivederci. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie. Ben ritrovati al meteo. Tempo sempre stabile sul Triveneto. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Tuttavia al mattino non si escludono foschie e nebbie sulle pianure, ma in rapido dissolvimento. Più sole altrove con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra i -2 e 0 gradi, massime comprese tra i 4 e 7 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia, cielo nuvoloso con velature a tratti che potranno essere consistenti, nebbie di notte e al mattino su pianura e costa. Temperature minime tra i 0 e i 2 gradi, massime comprese tra i 4 e 7 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutti i settori, tempo instabile però sui confini alpini. Temperature minime oscillanti tra i 0 gradi, massime comprese tra gli 8 e 9 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie.